Buon Natale da parte della SSC Napoli, ragazzi! Buon Natale, una partita incredibile del Napoli che il Napoli porta a casa con il risultato di 1-0 con gol di Juan Jesus. Puh! Mo cacchi da morto, perché ora poi parte lo sfogo, perché io lo so, no? Che io poi mi devo sfogare perché ragazzi, stessa partita identica contro l'Empoli, voglio, stessa partita identica contro l'Empoli, e lo ribadisco, stessa partita identica contro l'Empoli, voglio, una cosa allucinante. Questi non hanno nemmeno fatto un tiro in porta, uno, perché hanno vinto, hanno giocato, hanno fatto un tiro a porta, ma mancano un tiro a porta hanno fatto. Cioè, è questo che io non riesco a capire. È questo che io non riesco a capire. Un tiro in porta non l'hanno fatto e sono passati in vantaggio. Questo è il karma, voglio. Questo è il karma. E lo sapete questa cosa quanto ce la porteremo dietro, questa sconfitta? Perché tu poi dopo la sosta andrai a Torino. Va bene? Se non erro andremo a Torino contro la Juventus. Contro la Juventus, non contro il Torino, con la Juventus. E tu come ci arriverai? Perché tu ora devi vedere come ci arriverai, ragazzi. I giocatori sono spompati del Napoli. Solo Di Lorenzo regge, perché Di Lorenzo non è umano, lo sappiamo. Di Lorenzo non è umano. Lozano Lozano che si è mangiato un gol. Puh, io ambisco una squadra mucho forte per la mia carriera, perché io. Ma che sangue chi da morto vuoi ma a cosa vuoi, Lozano, tu a cosa vuoi ambire? E questo Lozano, ragazzi, ce l'ha lasciato quel paccaro di Carlo Ancelotti, voglio. Questo è il paccaro che ci ha lasciato Carlo Ancelotti, Irving Lozano, un giocatore che vorrebbe giocare nel Real Madrid, non ti fa la differenza contro lo Spezia, voglio. Contro lo Spezia, ma io l'ho detto, questo è il karma, voglio. Questo è il karma, perché è il karma, perché tu a Milano dovevi pareggiare, va bene? E oggi è andata pure peggio, hai perso, hai perso. Abbiamo vanificato la vittoria contro il Milan, la vittoria contro il Milan, pure se non la facevamo, era uguale, perché tu stasera hai buttato al cesso quella grande prestazione di Milano. Cioè, ma di cosa vogliamo parlare? A parte, io già l'ho detto, i giocatori sono spompati, non ce la fanno più. E poi, perché ora poi uno può se incazza, no? Ora, perché il Natale ce l'avete intossicato, non postate un cazzo sui social, ve lo giuro, non postate un cazzo in coppa ai social che fate il Natale a Dubai, perché vi sputo un bacio, quando è vero Dio, perché vi perseguito, vi perseguito quanto è vero Cristo nella Chiesa, che fra poco nasce, vi perseguito, perché è una cosa allucinante, questa cosa, perché non mi venite a dire che ora, va bene, con tutti i casini che il Napoli ci ha avuto, ma un'altra cosa, ma possibile che da quando abbiamo cambiato il nome allo stadio il Napoli in casa faccia così schifo? È possibile? Ritornate al vecchio stadio San Paolo, ve ne prego, comune, caro sindaco, come si chiama? Manfredi, il nuovo sindaco di Napoli, come cazzo si chiama? Manfredi, è del Movimento 5 Stelle e del PD, di quello che cazzo sei. Ricambia il nome, tanto la statua dentro c'è, dentro e fuori c'è. Cambia il nome e ritorna allo stadio San Paolo, perché non è possibile. Io non mi ricordo un Napoli così sfigato. Ennesimo palo pure stasera traverso. Cioè, ma di cosa cazzo vogliamo parlare? Questi hanno vinto con un gol senza tirare in porta. Cioè, come cazzo è possibile? Stessa identica situazione con l'Empoli. Cutrone, così a caso. Cutrone! E stasera chi stu Maronna e Juan Jesus? Perché è il karma, deve nascere Gesù, deve nascere il bambinello, e chi fa l'errore? Juan Jesus. Cioè, è il karma, si chiama karma. Buon Natale da parte della SSC Napoli. Noi ci vediamo domani quando ho sbollito, che mi sento il post partita di Luciano Spalletti, perché questa partita l'ha persa anche il buon Luciano Spalletti. Sempre e comunque forza Napoli, comunque, perché il Napoli si ama e non si discute. Ora vedremo i classici tifosotti, provincialotti, va bene? Andare a continuare. Quanto è la sosta? 2 settimane. Ora per 2 settimane ci romperanno i coglioni. Il Napoli, Luciano Spalletti, Insigne che se ne va in MLS. Prepariamoci, perché ora viene il momento critico del Napoli, perché non è possibile fare
sconfitta con Atalanta in casa, Empoli in casa e questa è la terza che perde in casa. Non è possibile, voglio. Io a inizio anno ho detto io ambisco alle 5 sconfitte in stagione, va bene, ma nel girone d'andata, poi nel girone di ritorno faremo pure peggio perché ne sono convinto. Voglio, questo è il Napoli, non c'è con la testa, non c'è più. La vittoria di Milano è stata fortuna, perché è stata fortuna. Comunque, sempre e comunque forza Napoli, perché non si discute. Dal vostro Neapolis 1926 ci vediamo domani con il post partita. Ciao aiù.